E allora qui nel nostro angolino in via del Babbuino Outcorn, Giacomo Giorgio. Come stai, Giacomo? Grazie, molto bene. Hai visto cosa ti ho preparato? Stupendo, sembra di stare a casa mia. Allora, Giacomo Giorgio abbiamo appena visto nei sopravvissuti, poi in Mare Fuori ovviamente. Partiamo dai sopravvissuti? Partiamo dai sopravvissuti. Che esperienza è stata innanzitutto? Allora, è stata un'esperienza molto bella, ardua per me, nel senso che venivo da un personaggio in Mare Fuori di 17 anni, quindi poi mi sono trovato a fare Lorenzo Bonanno, il mio personaggio in Sopravvissuti, che ha 34 vissuto, anni, sì, esatto. un uomo vissuto, ha fatto la galera anche lui, non per omicidio, cioè anche per omicidio, però non nel senso, non come Ciro, cioè non era un omicidio, lui dice in una battuta una rissa finita male, ecco. Quindi sì, non era un delinquente, diciamo, ecco, non apparteneva a nessuna famiglia di questo insomma, di malavita, e misterioso, pieno di ombre, pieno di problemi, un rapporto molto complicato con la famiglia, con il fratello soprattutto, Stefano. Sì. E quindi insomma proiettarmi 15 anni in avanti, 10 anni in avanti, ho 24 anni. Hai fatto veramente lo studio sul personaggio? Beh, sì, è stato abbastanza arduo, soprattutto anche da un punto di vista di cambiamento fisico. Certo, però bello. Cioè, comunque, vabbè, poi la recitazione è quella. Senti, Giacomo, i sopravvissuti, poi avevi già parlato anche con Outcorn. Quanto è cambiata la tua vita dopo Mare Fuori? Perché lì è stato proprio un turning point. Sì, sì, cambiata totalmente. Io ho visto scene che su Instagram quando esci, gente... Sì, sì. Sì, beh, è strano. A Napoli puoi girare adesso? O... No, ci sono delle città proprio dove non posso mettere piede, Napoli ovviamente è la prima, però no, chiaramente sono contentissimo perché probabilmente... Poi uno che fa questo mestiere alla fine, no, vuole essere riconosciuto, nel senso non come fine ultimo, ma fare qualcosa che venga visto da più persone. Sì, e Mare Fuori, tra l'altro, dopo Rai è andato su Netflix, adesso sta continuando il suo viaggio. Ma Mare Fuori io penso sia una sorta di miracolo, nel senso che è una serie che da quando è uscita è sempre lì, continua ad essere vista, rivista, e credo che il motivo sia stato il legame e il bene che abbiamo costruito durante la serie. Cioè non è stata una serie, girare quella serie non è stata una serie normale, del tipo... Andiamo sul set, facciamo le scene, poi ognuno ha la vita propria. Cioè si è proprio creata la comunità. Cioè c'era una famiglia, un grande capitano che è stato il regista della prima stagione, Carmine Elia, che ha diciamo, voluto indirizzare in questo senso. Vivevamo insieme tutti, quindi proprio notte e giorno. E quindi si creava anche quella dinamica di rapporti privati, ma anche di tanto studio, perché poi la sera dopo... Cioè quindi tipo una gigantesca scuola, una classe praticamente. Esattamente, portata anche, devo dire, avanti benissimo anche nella seconda e nella terza stagione, da Ivan Silvestrini, Milena Cocozza, eccetera. La terza tra l'altro finita già di girare, giusto? Terza finita. E la vedremo a gennaio? Sì, penso dopo sicuramente i mondiali. Sì. Dopo, sì, certo. Quindi di là, insomma, 2023. Certo, sì. Quindi, no, su Mare Fuori, devo dire, sono tutti i giorni sempre più commosso da quello che... Sì, perché poi in realtà continua, c'è un'onda che cresce, perché poi chi non l'ha visto sulla Rai lo sta rivedendo tutto su Netflix. Io ho delle persone che conosco che fanno binge watching su Netflix e continua. Sì, è continuo, ed è da quando è uscita su Netflix sono tipo 3 mesi che siamo in top 10. Pazzesco. Sì, non finisce. Mare Fuori è una cosa, per questo vi dico, è un piccolo miracolo. Poi sicuramente la storia è interessante. Nel caso di Mare Fuori e Sopravvissuti, devo dire, sono molto grato al regista, ma anche alla Rai, perché mi hanno dato l'opportunità di fare 2 serie non tanto comuni, nel senso sì, non una serie che tu dici, vabbè, è una classica serie, no? Sì, c'è una penitenziario minorile, che ancora non si era visto, totalmente diversa da Gomorra. Questa per esempio era una delle prerogative, cioè era di non scimmiottare e andare in quel territorio, ma portare un'altra cosa. E Sopravvissuti stessa cosa, cioè un mystery all'italiana,
una serie italiana con effetti speciali, considera il 50% della serie effetti speciali. Non abbiamo mai girato in mare tranne 2 o 3 scene, è tutto blueback negli studios a Tiburtina, per cui c'è tutto un lavoro anche immaginifico. Sì, non usuale poi cioè, per la televisione italiana nemmeno. Sì, e ha degli elementi anche sopravvissuti non così... sì, canonici, nemmeno neanche così. Facilmente, diciamo, sì, no? È una serie che va vista tutta per cercare poi di mettere insieme i puzzle. Mi viene in mente una delle mie serie preferite, True Detective stagione 1. Grande, Matthew stupenda, ed è, diciamo, ora no, non c'è nessun paragone, dico che però diciamo l'idea che mi piaceva durante la serie era cercare di mirare alla fine metti insieme tutte le cose. Esatto. Senti Giacomo, sei pronto? Adesso si apre il capitolo Marlon Brando. Allora, a Venezia abbiamo parlato con Massimiliano Cagliazzo che ama Marlon Brando. A Venezia quest'anno poi con Artem che sta studiando Marlon Brando, ma diciamo che c'è l'origine di tutto allora. No, ma non è Marlon Brando è uno Marlon Brando è Marlon Brando. Sì, tanto c'hai pure il giacchetto di pelle dal selvaggio oggi. Esatto. No, il suo era chiodo, però è vero, sì. Manteniamo la linea. No, perché Marlon Brando? Quando l'hai scoperto Marlon Brando? Allora, Marlon Brando, io... Ma tu sei stato a Milano poi a fare la recitazione, è stato quello il periodo della io ho cominciato prima con il teatro e quindi avevo un modo, diciamo, di recitare piuttosto che una tecnica assolutamente appunto di metodo tecnico, cioè nessun tipo di compromissione emotiva e roba varia. Dopodiché a un certo punto, quando avevo 15 anni, 14 anni, quindi anche abbastanza presto, ho cominciato a studiare il metodo, e quindi nel metodo Stanislavski, Strasberg, eccetera, Stella-Adler, poi con gli insegnanti con i quali ho studiato, Michael Margotta, Susan Batson, ho scoperto la figura di Marlon Brando, che è, diciamo, forse l'emblema del metodo. Esiste un prima Marlon Brando e un dopo Marlon Brando, no? Sì. E quindi da lì sono rimasto completamente vittima del suo fascino, ma non solo attoriale, anche come essere umano, cioè anche quello che ha fatto come uomo, non solo come scelte anche che hanno penalizzato. Tra l'altro nel nostro Hotcon Weekly c'è Russell Crowe e c'è una dichiarazione che aveva preso in una vecchia intervista in cui dice che lui ha studiato appunto Marlon Brando, che ne è stato ossessionato, e ne è stato ossessionato non tanto per le grandi scene ma per i dettagli, cioè dice dal modo in cui fa le piccole cose tu capisci che tipo di attore è. Qual è il tuo film preferito di Marlon Brando? Allora, il mio film preferito di Marlon Brando è Ultimo tango a Parigi. Cappotto di cammello. Esatto, perché penso che in quel film lui abbia messo tanto di se stesso. Però sicuramente la cosa che mi ha sempre colpito di Brando è il fatto che in ogni fotogramma è imprevedibile. Non sai da un momento all'altro cosa fa, ed è sempre contraddittorio o controcorrente. Non so, c'è un piano d'ascolto per cui tu devi avere questo tipo di piano d'ascolto, lui non lo fa. Oppure c'è una linea più o meno musicale, energetica in una scena per cui prevede a un certo punto che l'attore in quella battuta debba esplodere in un certo modo, lui non lo fa, magari fa il contrario, oppure lo fa quando tu non te lo aspetti. Sì, è pazzesco, gioca tutto di sottrazione a volte. Tutto di sottrazione, e poi è stato il primo, se vogliamo, che si è avvicinato di più al cinema verità. Insomma, sì. Tanto che poi lui si arrabbiò con Bertolucci, per anni non si parlarono perché per quel film lì. Esatto, si è fatto una seduta di psicanalisi e me ne sono accorto poi quando era finito. Esattamente. Però non è solo io, anche Mastroianni, che è un altro. Che tra l'altro è un attore invece che è l'opposto, no? Perché alla fine Mastroianni, no? Poi quell'andamento sornione. Perché Mastroianni? Qual è il Mastroianni che ti piace? Cioè Dolce Vita, Fellini o in generale? Ma Mastroianni l'ho amato, penso di aver visto tutti i film di Mastroianni. E allora dei primi, ma non solo dei primi, sì, la Dolce Vita ovviamente, 8,5, piuttosto che alcuni film che ha fatto con Scola. Bellantonio, l'hai visto? Bellantonio, meraviglioso.
ma anche però film ultimi, mi viene in mente Oci Ciornie di Mikhalkov, certo, no, che secondo me è bellissimo, l'apoteosi della recitazione di Mastroianni, cioè c'è la scena finale di quando lui parla sulla barca poi della madre, che passa da un momento di racconto a un momento di commozione, quindi piange, e poi una risata diciamo dolce di un ricordo, cioè sono 3 cambi emotivi in un unico monologo. Esatto, che poi se sbagli qualcosa rischi di essere ridicolo, no? Beh certo, perché poi basta che sbagli un secondo dei tempi no, poi lì non è montaggio, lì sei tu. Esatto. E anche per esempio sostiene Pereira, bellissimo, cioè Mastroianni secondo me era proprio l'attore per eccellenza, perché Brando me lo immagino più l'impossibile, no? Sì. L'inarrivabile, quella cosa che tu non capisci, e invece Mastroianni era quasi l'uomo della porta accanto. Sì, c'è una naturalezza che uno dice vabbè, però invece era cioè il bello è simpatico, non il bello è dannato, antipatico, sì, no? Sì. E quindi secondo me quella roba lì lo ha portato ad essere sicuramente uno dei più bravi attori del mondo, della storia del cinema, e anche uno dei più amati. Ma ti capita mai di rivederli questi e cercare di rubare qualcosa? Sempre. Diciamo che in ogni personaggio, che può sembrare una cosa presuntuosa ma non lo è, perché chiaramente non mi sento neanche la scarpa sinistra. Beh, però come si dice, uno guarda in alto, no? Ecco, non diciamo l'obiettivo è quello che oltre a tutto il lavoro del metodo che si fa, per cui dove tu cerchi ispirazioni piuttosto che di introiettare determinate cose, animali, elementi naturali, stati d'animo e anche ricordi tuoi. Una cosa che faccio io di solito è anche quella di cercare di mirare a uno di questi grandi del passato, perché penso che se vuoi diventare grande devi mirare ai grandi. Assolutamente, no? Come nel calcio, no? Poi quindi rubare. Quando inizia a giocare a calcio guarda i video di Maradona, non è che guarda i video. Tu il calcio lo segui? Calcio zero. Ah, vedi, però cosa c'hai una passione sportiva? No, sono affascinato da Maradona, dalla figura di Maradona. Vabbè, poi da napoletano, ovviamente. Insomma, perché è quasi una divinità. Esatto, no? Non è neanche più calcio, esatto. Quello. Però no, calcio, sport, diciamo, sono un po'... Ma che tipo di spettatore sei invece oggi? Cioè quando la sera arrivi a casa, vai al cinema, cosa cerchi, cosa guardi? Allora, mi piace guardare un qualche cosa che mi lascia dei giorni a pensare. Ah, che ti rigira in testa? Sì. Per esempio quando vidi la prima volta Novecento di Bertolucci, mi ha... Beh, quello è un film che... Sì, mi ha sconvolto tipo per 15 giorni. Sì. Beh, io c'è tutta la parte di Donald Sutherland che proprio non riesco più a... Non l'ho rivisto 2 volte, ma non... Sì, ci sono quei film... Perché è cattivissimo poi sotto certi punti di vista, no? Sì. E quindi cerchi anche di essere sfidato, nel senso, dalla visione. Sì, secondo me l'intrattenimento è una cosa e il cinema è un'altra cosa. Secondo me il compito dell'intrattenimento è quello appunto di intrattenerti e quindi passare del tempo, certo, magari anche senza pensare alla tua vita, alle tue cose. Il cinema penso che abbia un compito un po' più di responsabilità. Anche di elevare. Senti Giacomo, ma finisce l'intervista, riaccendi il telefono e trovi la chiamata di un regista che ti vuole per il prossimo film. Vorresti che fosse? Puoi scegliere chiunque. Allora, senza andare troppo lontano nel mondo, perché siamo italiani, mi piacerebbe trovare la telefonata di Tornatore. Sei un fan ti piace? Sono un fan di Tornatore, lo trovo non solo di Tornatore, ci sono tanti registi italiani che mi... Tornatore, Sorrentino, Garrone, però devo dire che il Nuovo Cinema Paradiso è indubbiamente il mio film preferito,
cioè del cuore. Sì, l'ho Quanti visto. anni avevi quando l'hai visto la prima volta? No, piccolissimo, tipo 10 anni. Ah, qui tipo Totò, tipo il piccolo Cascio. Sì, proprio. E quindi hai detto quella è la mia vita. Quel film lì l'ho visto penso una trentina di volte. Ma dai. Sì. E quindi ogni volta che lo vedo mi commuovo ed entro in empatia con il personaggio. E sì, quello quindi mi piacerebbe sicuramente parlare con il maestro. Se ti manda la mail va bene uguale, però va Giuseppe, benissimo. dai, va bene, Sì, grazie. va benissimo che la mail. Senti Giacomo, per chiudere dove ti vediamo adesso? È appena finito una cosa, giusto? Adesso c'è Sopravvissuti. Sopravvissuti che va avanti ancora. Va ancora per 4 puntate su Rai 1 e Rai Play. Poi il 17 novembre Diabolic al cinema. E cosa fai in Diabolic? A Diabolic faccio l'agente Zeman. Nel trio di Ginko, Palmer, Zeman, interpretato in ordine di importanza Valerio Mastandrea, Pier Giorgio Bellocchio e io. Bello! Com'è stato? Bello, divertentissimo, i manetti sono straordinari. Ma poi Mastandrea e Bellocchio con questo due attori straordinari, poi insomma Miriam Leone, Monica Bellucci. Poi insomma un blockbuster all'italiana, insomma, noi abbiamo seguito anche il primo, cioè. Sì, e lì è un'altra cosa, quando interpreti un fumetto è un altro mondo, un altro modo proprio di fare il lavoro. E lì come l'hai fatto? Cioè, hai studiato gli albi di Diabolic oppure. Lì ho letto un sacco di fumetti, anche perché l'agente Zeman in realtà non esiste, è stato. No, non esiste Zeman il nome è stato inventato, però ci sono diverse figure nei fumetti e lì è tutto un lavoro di immaginazione e anche un po' di overacting. Certo, in che senso? Che lì sei in qualche modo legittimato nell'osare un po' di più. Certo, perché sei nel cinecomic, diciamo. Esattamente, anche che se devi dire dannazione, ma sì. nella vita chi dice dannazione, voglio dire, no? Esatto. E quindi quello è molto molto divertente, poi lo facevo in un dialetto nordico. Quindi una bella sfida. Sì. No, molto molto, infatti loro poi sono stati carinissimi, sono molto contento di fare quel film e a gennaio Mare Fuori 3 e adesso sto girando Noi siamo leggenda, che è una serie Rai Amazon prodotta da Fabula, diretta da Carmine Elia, che ritrovi quindi. Che ritrovo per la terza volta sul mio cammino e una serie a gennaio per Rai 1 diretta da Pontecorvo. Vabbè, basta così, qualcos'altro? No, per il momento, aspetto la telefonata di Giuseppe, del maestro Giuseppe Tornatore, se vogliamo proprio. Tanto. Ecco. Vabbè, allora noi ti seguiamo, siamo grandi fan e buon viaggio, buon tutto. Grazie mille a voi. Grazie per essere stato con noi. Ciao a tutti. Grazie.